Ma quale metropolitana a Patreve? Il futuro guarda al Polesine, almeno dal punto di vista economico. Così la fusione tra la Camera di Commercio di Venezia e quella di Rovigo appare l'unica via d'uscita alla scure del governo Renzi. Il nuovo ente, il primo del genere in Italia, sarà formalizzato entro luglio e segue a ruota l'accorpamento di Confindustria Venezia e Rovigo, due realtà unite da interessi comuni come la pesca e la portualità nel mare Adriatico. Tra l'altro, entrambe le città, anche se per motivi diversi, sono commissariate. La nuova Camera di Commercio Venezia e Rovigo servirà 132.000 aziende e sarà la più grande del Veneto. Quanto al decreto Renzi, il taglio del 50% sul diritto camerale a partire dal 2015 porterà a un risparmio annuo alle imprese di appena 63 euro, lo 0,2% sulla spesa pubblica nazionale, come ha calcolato la CGA di Mestre. Ma in questo modo verranno anche a mancare molti contributi per il credito, l'occupazione giovanile e l'innovazione, puntualizza il presidente di Unioncamere Fernando Zilio, che sull'accanimento del premier Renzi nei confronti delle camere di commercio ha un'idea ben precisa. Oggi c'è l'agenda digitale, le Camere di Commercio sono proprietari di archivi fondamentali attraverso le loro uffici, le loro agenzie di registri d'impresa, piuttosto che Unioncamere, piuttosto che altre società del sistema che elaborano dati, che creano le PEC, che creano la fatturazione elettronica. Quindi la mia impressione è che il nostro Premier si preoccupi molto dell'agenda digitale e qualcuno gli abbia fatto capire che quel patrimonio che noi abbiamo è un patrimonio che fa gola alle grandi multinazionali, perché vi ricorderete una volta si giocava sul petrolio, oggi sul digitale, quindi è sospetto questo accanimento renziano sulle Camere di Commercio. Cercheremo di capire nei prossimi giorni se sbaglio.